In questa specialissima puntata di Baigli potrete ascoltare Palle di Natale. Una parola per Natale, l'ABC del Natale, ma anche il D, F, G, H, I, adesso non me lo ricordo benissimo, VZ. Secondo me hanno capito il tema di questa speciale puntata di Baigli! Adesso voglio vedere se al termine di una stagione Marco ha imparato a sfumare. Aspetta, non te lo sentivo, riprendi. Eccola là. Lo che ha fatto. Ghettona. Si diceva puntata speciale di Baigli perché è l'ultima puntata della prima stagione. No. Ma sì. non solo perché è l'ultima puntata della prima stagione, ma anche la puntata speciale di Pasqua. No, Come Pasqua? Di Pasqua, Gaetano, di Natale. Insemenito, direbbe la Ines. Perché te hai una felpa rossa intorno con scritto non è Natale senza Baigli? Scusa Gaetano, quindi dai. noi abbiamo deciso, non ci avevo fatto caso. abbiamo deciso di fare un regalo, una puntata speciale e una puntata di chiusura della stagione 1. certo, poi certo. tornerà la stagione 2. Tornerà, chiaro tornerà. che sì. E non possiamo fare l'errore grossolano di non ringraziare lo sponsor. Oh, Che sì, sponsor? sì. Lo Come, sponsor. ragazzi, ci ha accompagnato per tutto l'anno. E lo facciamo dire allo speaker di fiducia. Ciao, sono Gigi Pleonastico, il vostro speaker di fiducia. Ciao Gigi. Lo speciale Natale da Trevisane Scapacchiol questa settimana propone Vasto assortimento di ghirlande, palline, luce LED, grate patombini, canne da pesca, ami e surli, pomei di ricambio fa fornei. e non perdete Tessuto o non tessuto, sacchetti pallumido, stecche di ricambio pombrei. Certo. e ancora Scopette di saggina pulisci caminetto, borse per l'acqua calda, petardi di tutti i tipi, mini ciccioli, raudi, Minerva, Magnum e Mephisto. Dì che teniamo anche che i babbi natali che si arrampicano su per i pergoli. Certo. tutto questo da Trevisane Scapacchiò, speciale Natale. Come? Trevisane Scapacchiol. Natale. Mi Mica ho comprato dispiace. tutti i regali da Trevisane Scapacchiò Sì, quest'anno. sì, hai ragazzi. fatto Certo, bene, hai fatto bene. Se trovate tutto Dica per cui tutto, in dica realtà- tutto, dica tutto. Possiamo dire che li invitiamo tutti voi ascoltatori a vedere il nostro nuovo spettacolo dove Trevisane e Scapacchiò sì. faranno capolino, vi diciamo solo questo. Sì. Vai, Ma partiamo con la dicevi prima Marco, rubrica. palle di Natale, che cosa intendi con questo titolo curioso? Allora, ho pensato di dirvi 5 curiosità sul Natale sì. e voi dovrete dirmi in un piccolo quiz se sono vere o queste false? notizie o palle di Natale. O palle di Natale, palle nel bello. senso bello. Palle di Natale. Quindi è- vero o palla? Sì, sono 5 curiosità sul Natale che magari non tutti sanno e ho pensato al pranzo di Natale o al cenone di Natale ve le potete rivendere. No, sono proprio chiacchiere da Baigli. Certo, certo. Allora iniziamo ragazzi, modalità quiz, Vai. quiz. Ancora- no, però no. Questa è una sfida per Inizia determinare il quiz tra No, quell'ignorantello di Gaetano lo sapevo, Rocco Guadagno lo sapevo, e il sapevo. campione in carica Pippo Bonille. Ma che campione in carica che non hai mai gareggiato contro di me? L'unica volta che hai fatto un quiz hai perso a mani basse ciò, contro È vero, me. ciò è che vero. è certo è che la sfida è con un ignorantello. Allora, Vai. Gaetano, iniziamo dalla prima domanda. Sì, La Tour Eiffel è Sì. stato il regalo di Natale più grande del mondo. vero. Il regalo Falso. di Natale più grande Falso. del mondo. Falso. Vince Pippo, vince Pippo. Grazie. Ma io mi ricordo che a me ha regalato una Tour Eiffel di vetro di Murano. Ma diga, se sei 1,10 m sei grande. Ah, sì, Esatto, rispetto- c'è da dire anche questo. Non è la Tour Eiffel, ma è la Statua della Libertà. Come no, Che come no. comunque è un gran regalo donata dai francesi agli Stati Uniti d'America Sì. proprio nel giorno di Natale come simbolo di amicizia e di indipendenza. Certo, che forte. Poi è stata trasportata, perché è stata costruita in Francia ed è stata sì? trasportata Sì. a pezzi in America. A Tokyo, Era portata a Tokyo, certo. E poi è diventata oggi il simbolo dell'America. E pensate che un sondaggio del 1986 aveva stabilito che il 98% dei cittadini statunitensi non sapeva che la statua fosse in realtà francese. Ma pensati. Sì. E tra l'altro, piccola curiosità, se Sì. siete stati a New York avrete visto che non è gigantesca come sembra. Ah, no? No, assolutamente no. Un po' come la Gioconda quando invece vai al Louvre che ti aspetti un Sì, quadro che è gigante, piccolissima, invece è vero, è Per piccolissima. cui anche questi americani che fa tutto in grande. No, poi sì, i alla fine francesi ha che fatto- fa tutto piccolo, cioè la Gioconda che ha i francesi. Lo so, Allora ma- ricordiamo però che che, però l'ha non fatta un è italiano. quanto Sì. è grande, ma come lo usi. Statua della Libertà stiamo parlando. Questo Vabbè, me lo diceva vabbè. sempre. Vabbè, andiamo Vabbè, avanti. vabbè, dai. A Allora, proposito di palle di Natale. No, però un'altra curiosità. Attenzione. La stella cometa Sì? è sempre stata una cometa.
Che Io non voglio neanche capire la domanda, per cui È una dico cometa che si mette sul presepio. Sì. È sempre stata una cometa fin dalle origini. No, Vero. allora no, è falso, sarà Vero. una palla. Bravo Gaetano. Porca Ma miseria. posta così era No, abbastanza... perché prima nei dipinti, no, nell'arte, non c'era la stella cometa, ma c'era una stella con molte punte. Fu Giotto. Giotto, ricordiamo che c'è anche a Padova il centro Giotto. Certo, no? ma non c'entra, non è un centro culturale, dove ci è un sono centro tutte commerciale. le opere esposte di Ma Giotto. che cosa? Ma che Niente, facciamo pubblicità di qualunque cosa senza aver nulla in cambio. Io non capisco sta cosa. Che Guarda insomma, che è stato Giotto il primo si è a morto raffigurarla ormai. così, forse perché aveva visto la cometa di Halley. Ah, capito. Questa è una bella cosa. E l'ha Te- fatta rotonda lui, l'aveva rifatta. Non lo so, adesso Non lo stiamo sappiamo, mandarmi vabbè. ho fatto copia e incolla di alcune robe, non so che so tutto. Quindi siamo 1-1 ufficialmente. Vai. Attenzione, Dai. tre, domanda 3. Sì. Nei presepi della Catalogna esiste una statuina chiamata Pissaner certo. che raffigura un pastore intento a fare pipì. Vero. Verissimo. Falsissimo! Non c'è il Pissaner, ma c'è il Caganer. No! Sì, è un personaggio accucciato con le braghe calate intento a fare i suoi bisogni. Questi sono gli spagnoli. Mi pensavo che il Caganer fosse che l'aereo che attenzione. stu a incendi. No, se Canadair. Canadair. Anche perché se butta su un'altra roba, Ma che poi li tutto. spegne gli incendi non è proprio il massimo. Comunque è Sì. Catalogna, attenzione. Catalogna non Spagna, giusto? È vero, vero. No, perché dopo magari gli dopo amici si qualcuno. arrabbiano pure. Figura che potrebbe essere un auspicio di fertilità, sì. oppure c'è beh, un'altra ciò. interpretazione, l'uguaglianza fra le persone che indipendentemente Perché dallo stato siamo tutti sociale dei- Ah, perché tu qua- ti caga. Ah, ok. Questo è il Cioè, senso. per usare un eufemismo. Oppure terza spiegazione perché i catalani trovano questa figura molto divertente. Sì, guarda, questa esatto. secondo me è la Secondo terza, me sì. sicuro. Conoscendoli. Attenzione. Vai. 4-4. I bastoncini di zucchero bianchi e rossi a forma di bastone, i candy canes, Sì. sono un'invenzione della Coca-Cola. Mamma mia, questa è difficilissima. Che roba Questa da- io direi vero. Io direi falso. E vince Pippo! Sì, pareggio. Vince Pippo perché in realtà sembra dal Duomo di Colonia, Certo. dove il direttore del coro voleva fermare i bambini Il direttore del coro voleva fermare che i bambini. continuavano a fare chiasso, fece realizzare questi bastoncini di zucchero per tenerli buoni. Certo. Poi però i fedeli dicevano: ma come te mangi in cesa, i putei che mangiano in cesa non si può vedere. Allora gli dette un'interpretazione teologica per Attenzione. cui Aspetta, sono fatti sentiamo il sta bastoncino, se tu lo giri è una J come di Jesus. Jesus. Il bianco Certo. rappresenta la purezza, il rosso il sangue che Gesù ha versato per redire certo, gli uomini al peccato. certo. Insomma, una baia per dire puttei me avevi rotto i maroni. Volevo sentire che il coro. Ultima. Il cenone natalizio polacco è costituito da una sola portata. Vero. Falso. E stravince Pippo! Ma sai che i Voglio polacchi regalare questo mangiano- premio a tutti i miei In amici. Polonia ci sono 12 portate, una per ogni apostolo di Gesù. vabbè. Non te lo sapevi? O anche una per ogni mese dell'anno. Certo. ragazzi, Ho parlato certo. con un amico di Puglia che ha detto che il pranzo è 12 portate se c'è antipasta. Esatto, a Napoli 12, ma che... Comunque, come avete visto, erano tutte cose false. Tutte cose. Bravo. D'altronde, come si chiamava la rubrica? Palle. Palle di Natale. Ci ha gabbato. E si conferma ignorantello dell'anno Gaetano Ruocco Guadanno. Ma non è che si conferma. Vabbè, bravo. È bravo anche perché sono riuscito a perdere anche l'unico quiz che avevo preparato io. Pensati Incredibile, che ignorantello. Vabbè. Però, Gaetano, tu sei sicuramente riuscito a creare la seconda rubrica di questa È speciale chiaro che puntata sì, di è Bagli. chiaro che sì, che è una Vai. parola per Natale. Proprio la domanda che vi faccio in questo momento è: se doveste descrivere il Natale in una parola, che parola usereste? Bagli. Bagli, sì, certo, ci può stare. Gioia. Gioia, buono, gioia c'è, Gioia, gioia che c'è. Tra le banale, 5 gioia. è banale, ma tra le 5 parole più usate c'è gioia, regali, pranzo, messa e albero. Ah, Tutte e non c'è insieme. Bagli, No, visto cos'è che- Bagli? Non c'è Bagli, non c'è Stranissimo, Bagli. Magari alla stranissimo. sesta, non lo sappiamo. Tra queste 5 parole, per legarle tutte, se giocassimo tipo al gioco della ghigliottina, c'è Sì. una parola che le lega tutte. Natale. Natale. Natale l'abbiamo già detto prima, Ah, tu l'hai evidentemente. detto. Condivisione. Ah, condivisione. sì, giusto, Si condivisione. No, possono volevo con- dire condivisione. Bravo, si condivide tutto. Tu giuro volevo dire condivisione, dopo mi viene in mente albero. Però, cioè, no. Albero c'è già, infatti. no, è giusto perché No, tu capivo, ma c'entra? che hai detto giusto, albero puoi considera- condividere i regali, il sì. pranzo, la messa, chiaro, insomma, sì. la gioia, perché no, si dice Certo, no, si condivide. perché una gioia condivisa è una gioia raddoppiata, è una Chiaro. bella cosa. Ma l'albero lo puoi condividere un po' perché io non so voi, ma per me, cioè, condividere è il fare e desfare un albero con chiunque, ma se è una gran rottura dei maroni. ok, cioè, ok. Tra l'altro ricordiamo che Gaetano fa l'albero, poi sì. i gatti disfano Ci l'albero. pensano loro. In realtà ho preso il secondo gatto apposta per trovare la scusa per non farlo neanche più l'albero, infatti. perché mi ho Ottimo, detto ottimo. direttamente loro.
Ma l'albero, tra l'altro, è anche una condivisione in che termini? Sapete che ormai vanno tanto di moda lo sharing economy. Lo sharing giusto? economy, Sharing certo. economy, la condivisione di forme economiche di utilizzo di un oggetto, di un bene, di un servizio che non è più sul possesso, cioè diventa mio, ma è condiviso. Non è mio, ma posso utilizzarlo. Bravo. L'albero di Natale è anche l'albero. Certo che sì, soprattutto all'estero. Poi adesso anche in Italia lo stanno facendo. dai. Spiega. Tu puoi noleggiare l'albero per un periodo, o puoi prenderlo in prestito. Già dipende da chi te lo dà. addobbato, tipo. Già addobbato, oppure da addobbare, poco importa. Perché ok. poi la cosa bella è che quell'albero non è il tuo albero, è il tuo albero in quel Quest'anno. Natale, ma l'anno dopo diventa l'albero di qualcun altro. Ok. Che bella questa cosa, anche bella filosofica. Però molto scusa, i bella. baette dopo me tegno mio cosa dargli a un altro, Non lo so, in questo caso. Però detto puoi dare così gli non è proprio- scatoloni che non ti sai mai dove mettere, una famiglia che per l'anno dopo esatto. se tegnerà il problema l'anno dopo. per poi usufruirne per quel mese. Certo. Bravo. L'albero, lo sharing dell'albero di Natale non è tra le forme più famose. fare tree sharing. Tree sharing. Tree sharing, ma ci sono anche, non so, c'è quello delle biciclette si chiama Bike sharing. delle macchine, Car sharing. bellissimo, della macchina, cioè della casa per tipo non so, ci si scambia la casa per una settimana di vacanza. Imu sharing. Ladri. No, house sharing, vabbè. C'è il food sharing, via dicendo. E il ma can poi sharing anche. c'è il can sharing. C'è il can sharing, Non so. sono Come gli c'è amici il a can? quattro zampe. Gli amici No, a quattro veramente? zampe. Sì, certo, tu Te presto il prendi can? un cucciolo, ma non puoi garantire di poterlo accudire tutto l'anno perché magari hai dei periodi che sei fuori per lavoro, ok. poi anche solo in vacanza e c'è qualcun altro che lo accudisce con Bello, te. È molto bello, bella. bello. Oppure se vuoi accudire un amico a due zampe, ad Chi esempio. sei? Chi sei un cane che sta mai o un No, amico una persona. Scusa che... Dici una persona così che Ma mi piaceva l'idea di amico a quattro zampe e amico a due zampe. Però comunque dice Una persona? Ma mia Dio, pensare ai cagnetti quei che Che ero trio, tipo No. quello de Pets. Esatto. il Basset Town di Pets. No, c'è una forma di sharing che è tipo rent a friend, cioè noleggia un amico e tu prendi un amico per condividere insieme un'esperienza che è simile a Tinder. Ecco, su no, certi volevo aspetti, dirlo, vabbè. infatti. No, ma però ecco lì però è solo un'esperienza. Voluto Tra l'altro, mettere- anche su Tinder a volte c'è solo un'esperienza. Voluto mettere, scusa, va a pasturare su Tinder rispetto a noleggia un amico a due zampe. È la stessa roba, Sì, ma sei un po' però più è un po' più fino. bravo. Diciamo bravo. che se è più interessante il rent dalla Esatto. dalla- Esatto. Detto questo, ce n'è anche un'altra cosa interessantissima, curiosissima, che è lo smell sharing, dove puoi condividere degli odori. Beh, mio faccio sempre con voi altri. Esatto, Pippo lo fa spessissimo, per questo Sono- esatto. Poco fa ha condiviso con noi tantissime, cioè, Tipo è precursore della no. materia. Ma comunque voglio dire, siamo Smell abituati da sempre, cioè chi di noi non ha fatto il compito sharing a scuola? vabbè, quello sì, verifica dai, sharing, o lo certo. smoke sharing in qualche Come? occasione particolare, lo smoke lo sharing, smoke dai, qualche sharing, occasione c'è sì. stato. Comunque, Detto anche Mary sharing. detto questo, ma Mary nel senso di Merry Christmas, sì, esatto. sì, certo. Detto questo, ci sono forme strane, anche folli di sharing, addirittura di polli e cose del genere, ma non serve andare tanto distante. Cos'è polli, scusa? Sì, puoi anche scambiarti dei polli per un certo periodo di tempo. Sì, certo. No, Dimmi, è vero. pasci il pollo. Ma no, vabbè, basta che non ti o magni perché so se finì sharing. Ah, Però, ma tipo per le uova così. bravo, o cose del genere. Facciamo un Però, bonaro ragazzi, insieme. Bravi, però ragazzi, una cosa fondamentale è che non serve andare Poi tanto sharing. distanti, No. ma ci sono forme di sharing o comunque di condivisione molto originali, Diciamo molto condivisione, particolari. diciamo condivisione. Esatto, molto originali, molto particolari, anche vicino a casa, tipo vicino a casa mia, a Oriago, tra Oriago e Spinello. Cos'è Provincia Oriago? di- Cos'è provincia Oriago? di Spiega, Venezia. spiega. Provincia di Mestre. No, Comune di praticamente- Mira, provincia di Venezia. Comune di Mira, Comune di Mira, Collochiamolo. provincia di Venezia. Comunque poco importa, c'è una libreria senza libraia, cioè cos'è? È praticamente sul cancello di una casa ci sono proprio, c'è una libreria fatta di scaffali piena di libri. Vai. E me ne sono accorto per caso, cioè perché passando più volte per quella strada a un certo punto mi sono reso conto che qualche persona davanti, piuttosto che delle lucette e altre cose, c'era proprio uno scaffale pieno di libri. Ed è appunto questa libreria senza libraia. Domanda che sorge Sì. spontanea, ma non ghiacciava nessuno i libri? No, scusa? assolutamente no. No, perché è un progetto che ha messo in piedi Giada, che è la libraia. Ciao Giada, salutiamo. Ciao Giada. Ciao, Spoiler Giada. naturalmente perché tutti sanno che c'è lei, ma lei in realtà non è presente lì fisicamente per dare ok. i libri, ma ha messo in piedi questo progetto.
un po' per caso, nato dalla sua passione per la lettura e da un esperimento sociale che ha detto: ma se io mettessi fuori dei libri su questo cancello, chissà quanti poi si fermerebbero per prendere uno, lo leggerlo, scambiano. chissà. Ma bella però. E così come è idea. successo, ma pensate che adesso ha più di 300 libri di tutti i generi, ne ha un sacco anche in panchina, tra virgolette, pronti a subentrare, perché c'è un continuo via vai di libri. Ma quindi scusa, io arrivo, mi prendo un libro Assolutamente sì, e basta, poi anche non restituirlo, perché non Ma è una lo pago, biblioteca. non lo pago? No, No, lo è prendo. completamente gratis per te. Se hai ok. piacere di tenerlo, lo puoi tenere, lo vuoi regalare, lo vuoi usare come un sottopentola, puoi fare quello che vuoi di quel libro, ed è molto bella come cosa, proprio perché c'è una condivisione sana, pulita, libera, ed è un progetto per il territorio. Che secondo me poi chi va non lo mette sotto pentola, ma se lo legge. se lo perché, legge, è chiaro che sì. È anche più bello il gesto di andare a prendere quel libro. Bravo, che ti sceglierlo, ti invoglia. sì. Ma è questa cosa che il progetto nato per la comunità è diventato un progetto con la comunità. Qui fatto tutti se ne insieme. prendono cura, insomma. Sì, perché c'è chi porta altri libri, c'è chi invece che ha forte. ricreato, che so, il telo tutto intorno per coprire la libreria quando c'è maltempo. ok. C'è chi ha portato i dolcetti per quando fa le attività di Natale. Cioè, pensate che adesso c'è una cassetta delle lettere per Babbo Natale, che i bambini vengono a imbucare anche da paesi chilometri distanti, e Babbo Natale risponde con una risposta personalizzata con tanto di timbro e di cera lacca. Cioè, bello. meravigliosa. Perché sempre i bambini lapponi che viene A portare qua, che ha scoperto che sei qua il vero Babbo Natale. Beh, questa me- però è una bellissima, Questa è molto bravo, bravo. Se Gaetano, avete mi occasione di piace. passare, passateci, perché è una cosa veramente curiosa e molto particolare. Non c'è stato nessun atto vandalico, nessun furto, veramente vedi, bello. vedi. Beh, anche Forte. perché Quindi- già non lese nessuno, non penso che qualcuno vada a cavare libri. No, certo. Purtroppo, da un certo Quando punto di è un vista, progetto- ma per fortuna in questo caso. Esatto, quando un progetto come questo fa bene non solo al portafoglio, visto che è tutto gratis, ma soprattutto fa bene al cuore. C'è una frase di Gianni Rodari, grandissimo scrittore, che dice: se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Bello. Che bello! Bravo Gaetano, non sai vincere i quiz, ma sai fare le rubriche. Ragazzi, l'ho fatto anch'io. No, Sì, l'ho fatto. un'altra smell sharing non la posso sopportare. No, Che Capito, puto l'ho di- fatto, non l'ha fatto. Ah, meno Esatto, male, meno no, male. Cosa hai fatto, Pippo? Ho doparato l'intelligenza Ho doparato. artificiale. Senti che come fa a dire a usare l'intelligenza artificiale, o anche solo la parola intelligenza si dice ho doparato. Ho adoperato Chat GPT per provare a scrivere, e a me rubrica. Guarda, è cascata anche la scritta on air, proprio perché neanche lei si aspettava questa cosa, Pippo. Perché ero un po' in crisi creativa, no? E allora ho detto, oddio, come faremo a scrivere la rubrica di Baigli, lo speciale natalizio? Giustamente chiesto? ti sei affidato all'intelligenza Ho artificiale. chiesto, scrivi un testo comico che immagina come sarebbe il Natale se Babbo Natale fosse Veneto. Dai, sono No, curioso, no, sono sono curioso. curioso. Vai, vai, E raga, ha vai. risposto in dialetto, ragazzi. Dai, lei- Ma come E in dialetto, ha scritto- scusa? E ora premetto, non fa ridere assolutamente. Allora, scusa. Scrive: Allora, oh, che se Babbo Natale in Veneto, ma sai quanto che costa le renne il pedaggio del Passo Rolle? il passo rolle. Sì, che non ha pedaggio. Comunque, vabbè. Aspetta, e il sacco quei regali che sei sempre in ritardo perché l'autobus da Murano a Mestre è sempre pieno. Come fa un autobus andare da Murano? a Ma Murano sei in acqua come Ma fa? bisogna spiegarlo all'intelligenza Sì, ma artificiale. magari, non so. sei ma intelligente. magari che sei sorpresa finale. No, aspetta. Ah, no. Babbo Natale qua in Veneto invece di ho 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 e fa bye bye bye. Perché Boh, sta tanto cosa? per essere in tema coi cani de Burano. Che sei i cani a a Burano? Mi sapevo I cani a Burano che i sei, ma cavalli no, di cioè. Murano, pensavo. Cioè, Ma di solito... infatti al limite mette a... Cioè, Quindi boh, questo non so, è non so. l'apice della comicità del chat GPT. questa? Quindi noi sì, parliamo da anni di intelligenza artificiale, questi sono i frutti dell'intelligenza Esatto. artificiale. Quindi voglio dire, il nostro Aspetta, lavoro è potremmo in tornare salvo. all'intelligenza dei Pippo Sì. e Sì, vedere dai. se hai scritto Pensa. qualcos'altro. Sì, No, Megoran già anche stavolta vai, praticamente. vai, Esatto. vai. Ho cambiato tema e ho pensato di farvi questo gioco che è l'ABC del Natale in Veneto. No, un No, altro ci voleva proprio un bel quizzettino. Ma ci voleva? No, ci voleva un altro quiz. Vediamo se ancora una volta Gaetano si rivelerà campione o ignorantello. No, è Nella campione stessa mai. puntata, Campione mai. puoi confermarti, Gaetano. Vabbè. Allora ragazzi, Puoi confermarti. classico gioco tipo Sì. passaparola, vi dico delle definizioni con la lettera, dovete indovinare la risposta esatta, perché ok? già ABC, L'ABC. ok, buono, Quindi ok. pronti? Sì. Con la A Ah. si dice abbinata alla parola tanti per auspicare delle felici festività natalizie. Tanti A. Dai, tanti A. Dai, Tosi, tanti A.
Passaparola. A posto, Semo. Passaparola. Vabbè, passaparola. B. Si dice di festino particolarmente riuscito ad alto tasso alcolico. Bueo. Bravo Marco! Ma cosa c'entra col Natale? Bravo Marco. Non ti si mai venuto a me festine. Ma che vestine? Ma che Con la C si spuano addosso ai gatti dopo aver mangiato il panettone. Canditi. Bravo Ma che Marco! Ma che usanza ha? Ma a me come non mi fai? piace. Ma ho capito, non è che spuo addosso ai gatti. Si vede che non mi piace neanche i gatti. Ma ho capito. D. Si mangiano nel risotto. Marco, Durei. bravo! Ma perché Marco glielo domandi solo a lui? Come fa? Cioè, I evidentemente. durei, infatti, che in italiano si chiamano ventrigli, sono una parte dello stomaco del pollo con una consistenza decisa e davvero molto gustosa. Durei. Cioè, Durei. Non sapevo cosa che Durei. fosse, però. E si ordina la sera di Natale nonostante a pranzo hai mangiato come un bueo. Beh, E a questa- pizza. Bravo! Questo lo sapevo anch'io. Ma perché fai rispondere solo lui? No, se è più veloce Ma semplicemente. non è solo veloce, cioè voglio dire. Va bene, Si sto mangiano zitto. nel risotto. Vitto che non te sai robe del Fegarini. Veneto. Bravo Marco, bravo. G. Natale è il suo compleanno. Gesù. Bravo, Questa finalmente la so. una Come faccio a risposta. saperlo? Lo so perché sono andato alla festa sua un paio di volte. E l'ultimo personaggio di cui abbiamo parlato non ha trovato posto qui ed è nato in una mangiatoia. Dai, Gesù non ha trovato posto qui ed è nato. hotel. Sì, beh, qua H, ragazzi, cosa chi hotel. era? Ma se Cioè, non dici la hotel. lettera, non l'hai detta la lettera. Ah, vabbè. per quello. I, alla fine del pranzo di Natale, prima del dolce, si tira fuori. I mandarini. Bravo Ma non sei corretto, Marco! ma no, bravo Marco, niente, non si dice i mandarini, non sei tutto scusa, attaccato. ma mi sa come che pensa Pippa. Sì, ma ho capito, ma L, riferito alla quantità di cibo mangiato, gomagna come un. Vai, Gai. l'uomo. Oh, finalmente! Vabbè, ma questa, cioè mi fate dire le cose più becere. Vai. Attenzione, M. Sì. Alla fine del pranzo di Natale, prima del dolce, si tira fuori. I mandarini, beh, questa l'ha detta prima. Risposta sbagliata. Prova era se il Marco. mando è atto. Bravo! Vabbè, ma anche i mandarini, lo sai, il mandorlo là. Vabbè. Tira fuori prima. Vabbè. Con la N, Sì. se non sei i mandarini, per sgarbarti la bocca prima del dolce, mangi le Naranze. Bravo Ma non Marco! si dice naranze, si dice arancia. Ma sei in Veneto il Ma quiz, ho capito, vai. sei in Veneto il quiz, Ma no, sei naranze. Lo è il vestito da festa dei bambini la sera di Natale. Onto. Oh, Questa la sappiamo, sì, sì. Ma sì. anche il mio, Sì. comunque, voglio Questa è dire. la frase del solito che si dice sempre a Natale ai bambini. Non sta andare fuori a giocare per piacere che ti smerdi il vestito nuovo. Bravo, bravo. Esatto. P arriva alla fine del pranzo. Pandoro. No, Panettone. no. Prosecco. Sì, Prosecco. esatto, prosecco. esatto. Perché alla fine del pranzo, anche all'inizio. Sì, beh, infatti anche durante, prima cioè, del pranzo. prima, cioè. Q si dice di pezzo di torta particolarmente grande. Dai che la Fai sapete. Gai che te clamorosa pasticcera. Quareo. Oh, bravi. Pasto del 26 dicembre che racchiude sospettosamente un mix di ingredienti. Ratatouille. Esattamente. Ma non è ratatouille, è quella di classe no. come No, il no, no. cartone. No, Ratatouille vabbè. nel senso Van Saure. Sprodigo. Il suo fuoco con la S rende l'atmosfera magica. Tua. Esatto, bravo. Regalo meraviglioso da fare ai tuoi amici. La t-shirt di Marco e Pippo. Giusto. No, stiamo facendo Sì, la sì, pubblicità. sì, no, beh, perché certo. pensavo più a tazza di Marco e Pippo con la scritta Occhio che scotta. Bravo, certo. giusto anche questo. No, non volevo dirla per non fare pubblicità. No, no, è brutta. Con la U, l'espressione che si usa il giorno di Natale per indicare il 1° gennaio. Un cotto. Bravissimo! No, che credo. no, O che come credo. dicono a Londra, today 8. Esatto, Today esatto. 8. Con la V, il giorno del mio compleanno. 29 dicembre. Lo sapete, si dice di tutti quei regali poco utili, generalmente per i bambini, che dura 3 giorni dopo si spacca e si è da buttare via. Questo sei Zavai. Bravo Gaetano! Zavai. L'ho imparato da voi, l'ho imparato questa Purtroppo anche questa volta la maggior parte No, delle ma risposte non è- corrette è stata data da Marco, che si conferma campione in carica. Però prima noi eravamo sta buoni Beh, No, è provo a difficile. ripetervi. Allora, Adesso che mo capire le regole, vediamo se. provate anche voi tutti insieme che siete in perché ascolto. È Veneto, capisci? Forse non abbiamo pensato in Veneto. Prova a dirmi più piano. Si dice abbinata alla parola tanti per auspicare delle felici festività natalizie. Auguri!
E con questa puntata di Baigli termina la prima stagione. Sì, termina. Noi dobbiamo fare un sacco di ringraziamenti. Ringraziamo un po' tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo podcast. Grazie. Ringraziamo soprattutto le persone che hanno seguito questo podcast, che si sono affezionate. Sono tantissime, ci ringraziano. Noi ringraziamo voi, grazie. Ma torneremo. Non è mica un addio questo. Sì, assolutamente. Ci sarà una seconda stagione. Quando? Sarà Sì, molto presto. surprise. Quello che sappiamo è che Baigli stagione 1 finisce qui. Allora, grazie e ciao da Marco, Pippo, Gae. ciao. Baigli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!